Positivo a Roma tra Zaia e Toninelli, che si rivedranno la settimana prossima con una rosa di nomi tra cui scegliere il commissario straordinario del Mose. Nessuna novità invece sulle grandi navi. C'è anche una 43enne originaria di San Donà di Piave tra le vittime del crollo di una palazzina a Gorizia a seguito di una violenta esplosione alle 4 di stanotte. Taglio del nastro nella nuova struttura ricettiva alberghiera realizzata nella zona degradata di via Camarcello a Mestre. Il sindaco Brugnaro così torna a vivere. Contro quella che hanno definito la nuova invasione di alberghi e ostelli in terraferma, 200 cittadini hanno sfilato pacificamente per le vie di Mestre. Primo daspo urbano a Venezia, lo hanno ricevuto 3 stranieri sorpresi in flagrante a condurre la truffa delle 3 scatolette sul ponte degli Scalzi. Inquinamento e moto ondoso, lo sfogo del consigliere comunale Giovanni Giusto, troppi enti diversi per il controllo della laguna, non possiamo fare multe in bacino San Marco. Umana Reyer impegnata a Sassari a caccia della vittoria, che vorrebbe dire scudetto, attesa tra i tifosi in caso di sconfitta, settima gara decisiva al Tagliercio. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque il Mose, che era il tema centrale del vertice che si è tenuto questa mattina a Roma tra il ministro Toninelli e il governatore Zaia, incontro che viene definito positivo. I due si rivedranno la settimana prossima con una rosa di nomi, tra cui si sceglierà quello del commissario straordinario. Nessuna novità invece sembra al momento sulla questione grandi navi. L'incontro ufficialmente era stato convocato sul Mose e solo di Mose nelle note ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si parla. Chi si aspettava dal vertice romano tra il ministro Toninelli e il presidente Zaia anche qualcosa sulle grandi navi a Venezia dovrà attendere. Zaia e Toninelli si sono incontrati al termine di settimane di polemiche e tensioni che accompagnano il dibattito sul futuro della croceristica in laguna dopo il disastro sfiorato il 2 giugno al canale della Giudecca. Il Mose non è comunque un argomento da poco, ma si opera dalla storia a dir poco travagliata, non ancora terminata e la cui posa della prima pietra si perde nel lontano 2003. E in questo ambito il Ministero ha definito positivo il primo incontro per la designazione del commissario straordinario che dovrà occuparsi del suo completamento. Toninelli e Zaia si rivedranno la settimana prossima con una rosa ristretta di nomi che entrambi contribuiranno a comporre, a partire dalla quale verrà poi selezionata la figura prescelta. Così come a giorni sarà insediato un tavolo con il Dicastero di Portapia, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione per la scrittura del decreto che condurrà alla designazione del commissario. È estremamente probabile che, come peraltro aveva ipotizzato prima dell'incontro lo stesso Zaia, la questione grandi navi sia stata perlomeno accennata, ma qui le posizioni tra Ministero, Regione e Comune di Venezia appaiono meno vicine ad un accordo, divise tra le ipotesi di deviazione a Chioggia o a Marghera, posizioni che meriteranno più di un confronto prima di arrivare ad una sintesi in un ambito in cui l'accordo è solo sul punto di partenza, basta passaggi a San Marco e alla Giudecca. Devastante esplosione questa mattina, ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, Gorizia, intorno alle 4 una palazzina si è completamente esplosa ed è crollata su se stessa, 3 le persone rimaste sotto le macerie, tra queste anche una donna originaria del Veneziano. Le esplosioni, pompieri intenti a scavare per ore tra le macerie per trovare i corpi, la palazzina crollata, 3 il numero delle vittime estratte in quasi 9 ore di ricerca da parte di 8 squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto. Bilancio pesantissimo quello che si è registrato oggi a Gorizia in viale 20 settembre dopo che una palazzina è stata letteralmente spazzata via da un'esplosione forse causata da una massiccia fuga di gas. Vittime del terrificante boato Sabina Trapani, 43enne, veneta di San Donà di Piave, il compagno Miha Ursic, 45enne sloveno, trovati sotto le macerie, ancora assieme nel letto. E poi c'è Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile.
Sono circa le 13:45 e anche il terzo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, quello del 50enne disabile. Quindi dopo il crollo della palazzina, dopo tutto il lavoro di queste 8 ore effettuato dai vigili del fuoco di Gorizia, di Trieste e di Udine, si chiudono le speranze anche per Fabrizio Facchettin. Abbiamo una trentina di uomini, abbiamo 3 squadre da Gorizia, abbiamo una squadra di rinforzo da Trieste, poi abbiamo il movimento terra da Udine e abbiamo anche i cinofili. Calcolate che c'erano 3 solai uno sopra l'altro che sono crollati e si sono schiacciati uno sopra l'altro. Torniamo nel veneziano, taglio del nastro nella nuova struttura ricettivo alberghiera realizzata nella zona degradata di via Ca Marcello. Il sindaco Brugnaro dice così Mestre torna a vivere. Un albergo 4 stelle lusso, una 3 stelle, un appart-hotel e un ostello. E poi 2 parcheggi, spazi commerciali, zone verdi e di raccordo. È irriconoscibile quest'area di 16.000 metri quadri di via Camarcello a Mestre. 2.000 posti letto, poco meno in 2 anni di lavoro. Il primo passo per il nuovo futuro della zona. Parola di sindaco Brugnaro, che a chi è sceso in strada per protestare contro l'invasione degli hotel indirizza questo monito. Poi ci sono gli irriducibili, 40-50 persone, sempre quelli più o meno che si alternano tra Mestre e Venezia, si conoscono tutti, che cartelli e manifestazioni, adesso siamo io credo alla ridicolo totale, insomma, ecco. Io vado avanti per la mia strada, continuerò a costruire la città sempre più bella, a portare investimenti, che siano italiani o stranieri non ce ne frega niente, basta che facciano cose belle e oneste. L'obiettivo è quello di far rivivere Mestre, spiega il sindaco, che lancia la terraferma veneziana in uno scenario aperto agli investitori per un turismo diverso e lontano dal mordi e fuggi. Noi quello che dobbiamo lavorare è che sia una prenotazione lunga, non di un giorno, ma magari di una settimana, di un mese, che vengano più volte, per cui un modo di conoscere la città e di poter anche in qualche modo viverla appieno, per cui vivere la laguna, la terraferma. Un nutrito gruppo di cittadini dice no a questo progetto, altri cittadini sostengono la riqualificazione. Molto positivo, perché io sono qua da 23 anni e ho visto lo sfacelo più grande che c'era prima, e veder nascere dopo 2 anni e mezzo, 3 anni, non di più, per me è molto bello dal mio punto di vista proprio di pulizia della zona. Camarcello era una zona abbastanza degradata e io passavo spesso perché vado alla CGL, non mi sembra così male. Comunque Mestre, che potrebbe essere una città così carina, così simpatica, si fanno delle cose nuove, pulite, ecco. Con Brugnaro, il gruppo austriaco finanziatore del progetto, che a Venezia sta già investendo all'ex gasometro e vuole continuare a operare su Mestre. Noi abbiamo programmato ancora fare un'offerta a stazione e a ferrovia, comprare la 2 edifici, quello che è ancora in vendita i prossimi mesi. Vediamo o usciamo a comprare e fare un bel sito. Avanti su questa strada, spiega il Comune. Chi vuole investire a Venezia, venga. Il Comune abbassa il debito, il Comune dà possibilità ai privati di esprimersi, tutti quelli che hanno investimenti buoni vengono a Venezia, vengono a Marghera, vengono a Mestre, perché questa sarà la città delle accoglienze, la città della possibilità, del fare. Intanto, contro quella che hanno definito la nuova invasione di alberghi e ostelli in terraferma, 200 cittadini hanno sfilato pacificamente per le vie di Mestre. Primo appuntamento per comitati e manifestanti ai giardinetti di via Piave. È un monopoli della speculazione, l'accusa, il gioco che sta conducendo il grande mattatore, il sindaco Luigi Brugnaro. Taglio del nastro in via Camarcello, ma la macchina di nuovi alberghi non si ferma. A dire no sono in 200 che da via Piave partono in corteo nella serata di mercoledì. Che la città, i cittadini, l'abitare vengono prima delle speculazioni edilizie, che la monocultura del turismo non può portare nessun tipo di ricchezza. Questa città non è un albergo, scrivono i manifestanti, 200 persone, a grandi lettere sullo striscione che inaugura il corteo che attraversa luoghi simbolo.
Siamo stufi di cemento, siamo stufi di alberghi, siamo stufi di centri commerciali. La città deve vivere i propri spazi e deve essere offerta alla città, perché i cittadini non sono in vendita. Con tutti questi alberghi gli affitti cominceranno ad aumentare e come i cittadini di Venezia anche i mestrini cominciano a capire che dovranno andare via dai luoghi dove vivono. Noi non siamo in vendita, vogliamo che i nostri spazi ritornino alla nostra città. Tappa finale il complesso di via Camarcello, pronto per l'inaugurazione ufficiale. Mestre, sembra che Mestre sia l'unica sua possibilità, sia colate di cemento, nuovi ostelli, nuovi hotel, portare migliaia di turisti che poi di fatto non andranno a vedere Piazza Ferretto, la zona industriale, ma si riverseranno sul centro storico, congestionandolo definitivamente, e questa è una battaglia che non possiamo perdere. Nessuna intenzione di mollare la presa, un braccio di ferro destinato a continuare. Primo DASPO urbano a Venezia, lo hanno ricevuto 3 stranieri sorpresi a condurre la truffa delle 3 scatolette sul Ponte degli Scalzi. Sono 3 scatolettisti, 2 slovacchi e un macedone, sorpresi in flagrante dalla polizia locale sul Ponte degli Scalzi, vicino alla stazione ferroviaria, i primi destinatari del cosiddetto DASPO urbano, il nuovo provvedimento del Comune di Venezia che prevede l'allontanamento con divieto di rientro in città in casi che vanno dal disturbo della quiete pubblica allo spaccio o, come in questo caso, alla truffa. Per il terzetto anche una multa di 450 euro. Il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, 82 articoli approvati in Consiglio Comunale a metà maggio, prevede multe salatissime recentemente ritoccate al rialzo dalla Giunta, 350 euro più 100 euro aggiuntivi per l'ordine di allontanamento, ad esempio per chi festeggia con tour alcolici o addii al celibato minando le condizioni di sicurezza urbana. Ma anche senza DASPO il tariffario è salato, 350 euro per chi sporca in qualsiasi modo i luoghi pubblici, 200 per i proprietari di immobili che non mantengono ordinati e puliti giardini e aree verdi, 250 per chi passeggia o prende mezzi pubblici a torso nudo. È stata fatta una stima dal Comune, magari anche a spanne, su quanto potrebbe entrare in cassa con questo inasprimento di sanzioni? No, questo non è un dato che ci interessa nemmeno, perché il senso non è quello di fare cassa come pensano alcuni, il senso è quello di avere i giusti strumenti per fare attività capace di dissuadere e di prevenire tutto ciò che crea poi il degrado, anche l'insicurezza nel nostro territorio e la mancanza di un rispetto di una città dagli equilibri troppo fragili. La lotta all'illegalità e al degrado è una delle priorità del Comune. Si tratta di un campo vastissimo e in continuo aggiornamento. Ecco nel video di un nostro telespettatore, ad esempio, un turista poi fermato dalla polizia locale che si diverte a telecomandare un drone a rialto tra imbarcazioni e passanti. Alcuni effetti dell'impegno di Caffarsetti sono già visibili, ad esempio nella quasi scomparsa di un certo commercio abusivo, anche se qualcosa rimane da fare. Il famoso lanciatore di dardi in piazza San Marco dalla pallina e via, e lì il tema è diverso, è un tema che ha bisogno, a mio avviso, di tornare sulle origini di quell'unico strumento che ha la capacità di incidere su quei soggetti, ovvero il permesso di soggiorno. Rubavano da giorni preziosi profumi in uno dei negozi situati poco dopo i controlli di sicurezza passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. I 2 cittadini lituani arrestati dalla polizia di frontiera e pizzicati con alcune confezioni di una marca notissima. Nella camera affittata da qualche giorno in una struttura della zona sono state trovate altre 64 confezioni sigillate per un valore commerciale di 8.500 euro, sempre rubati nello stesso negozio nei giorni scorsi. Inquinamento e moto ondoso preoccupa l'aumento del traffico acqueo a Venezia. Secondo il consigliere comunale Giovanni Giusto non è sempre facile perseguire chi non rispetta le regole di navigazione. Non di sole grandi navi soffre la laguna di Venezia. Nel corso degli anni il traffico acqueo è cresciuto di pari passo con l'affluenza di visitatori, del comparto che ci lavora e del suo indotto. In bacino di San Marco e sul Canal Grande l'aumento di vaporetti, taxi, imbarcazioni di vario genere è evidente, per non contare cosa accade nei canali con turisti che al di là dei tuffi in acqua si improvvisano navigatori dei mezzi più svariati.
L'aumento del traffico porta più inquinamento e più moto ondoso, ma far rispettare le regole, sostiene il consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, non è sempre facile. Se voi pensate che l'amministrazione stessa ha rilasciato verbali per moto ondoso, per eccessi di velocità in bacino di San Marco e dopo un ricorso al TAR sono stati ritirati tutti, quindi c'è praticamente l'annullamento di chi con il dovere dovrebbe far da deterrente. Comportamenti poco corretti in acqua sono tenuti anche dai veneziani. Oltre al comune esistono poi altri enti come la Capitaneria di Porto, il magistrato alle acque con competenze su determinati tratti di laguna. Gli interessi sono tantissimi, ma soprattutto oggi siamo ritornati purtroppo da capo dove il nostro territorio, che è unificato dall'acqua, in realtà è diviso da recinti di competenza, quindi abbiamo 7-8 soggetti che decidono. Ecco perché ci hanno tolto via i verbali che noi avevamo sollevato a chi non rispettava le regole in bacino di San Marco. Stiamo parlando di casa nostra, fuori dal Canal Grande, davanti alla piazza di San Marco, perché la polizia municipale non ha competenza. È ridicolo al massimo. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di salute, perché è in corso fino a sabato all'ospedale All'Angelo il 13° simposio internazionale di otorinolaringoiatria, presenti specialisti internazionali. Specialisti a confronto sul futuro dell'otorinolaringoiatria. Tanti gli italiani, ma in crescita anche le presenze internazionali, al 13° simposio in corso fino a sabato all'ospedale All'Angelo. A coordinare i lavori Roberto Spinato, presidente della SVO, Scuola Veneta di Discipline Otorinolaringoiatriche, in pensione da qualche tempo ma ancora pienamente operativo all'interno del Dipartimento Funzionale dell'ULSS 3 Serenissima. La sordità e le neoplasie, le due grandi sfide per questi medici che si trovano a fare i conti con un'incidenza maggiore che nel resto del paese a nord-est proprio di tumori al collo e alla testa. E su questo tema si concentreranno i lavori della 3 giorni. Il dialogo, il confronto, il dibattito, ma anche le buone prassi, che possono essere buone prassi venete, nazionali oppure internazionali, servono proprio ad arricchire, servono a creare quella rete e servono anche a sperimentare cose nuove, e questo oggi ha bisogno la sanità. Una scuola, quella veneta, cresciuta anche nella solidarietà, che dal 2001 gestisce il reparto Torino di un ospedale del Kenya, grazie all'opera di medici che si alternano come volontari. Abbiamo preso contatto con un ospedale che è un ospedale cattolico missionario, che è l'ospedale di North Kinangop. Si trova a 2700 metri di altitudine sull'altopiano. Facciamo circa 70-80 interventi al mese, sono circa 1000 interventi all'anno e sulle 4.000-5.000 visite all'anno. Servono medici volontari, l'appello che arriva dall'ospedale All'Angelo. Io adesso ho bisogno di medici che, anche se sono pensionati, che vogliono fare 15-20 giorni di volontariato in Africa, non da soli, affiancati in maniera che possono fare ambulatorio e attività chirurgica. Il bagnino in servizio più anziano d'Italia, Benito Pippo Garbisa, ha ricevuto in prefettura a Venezia un'importante onorificenza. Da oggi chiamatelo anche commendatore. Mentre pattuglia la spiaggia del Lido di Venezia, dove è nato e dove vive, o quando gli amici lo incontrano per strada e lo invitano a bere il caffè. Il bagnino più anziano d'Italia, Benito Pippo Garbisa, con all'attivo oltre 60 salvataggi di persone in mare, ha ricevuto la nomina di commendatore della Repubblica Italiana. Il titolo gli è stato conferito in prefettura a Venezia dal prefetto lagunare Vittorio Zapparotto, alla presenza della vice sindaco della città Luciana Colle. La mia passione è il mare. Ho 86 anni e ancora mi sento un giovanotto. Se ci fosse qualche problema io sarei sempre pronto per salvare una vita. L'emozione in prefettura traspariva dai suoi occhi. Sono orgoglioso di essere stato premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente Conte per l'onorificenza di commendatore per atti eroici. Il titolo di commendatore si aggiunge a molte soddisfazioni nel corso di una lunga carriera. Ho sempre fatto il bagnino,
ho 60 salvataggi, sono stato decorato da tutta l'Europa, anche dalla principessa Elisabetta di Londra. Tra le simpatiche curiosità e primati che lo riguardano anche il fatto di essere finito a sua insaputa in una domanda del quiz televisivo L'eredità della Rai. Avrei tante cose da raccontare, ma ci vorrebbe una giornata intera per raccontare tutta la mia vita. Sono stato premiato alla Sensa per l'uomo del mare e altri premi, tante medaglie. Basket adesso potrebbe essere già decisiva per l'assegnazione dello scudetto. La sfida di questa sera in Sardegna tra l'Umana Reyer e la Dinamo Sassari. Le due finaliste del campionato italiano si incontrano per gara 6 della finale playoff con gli orogranati in vantaggio per 3-2. In caso di successo veneziano lo scudetto prenderebbe la via della Laguna. In caso di vittoria di Sassari invece le due squadre tornerebbero in parità e sarebbe necessario un settimo e decisivo incontro al Taliercio. Grande naturalmente l'attesa in città per un appuntamento che si spera possa rinverdire il successo con cui nel 2017 fu conquistato il terzo titolo nazionale. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, in studio questa sera Giampaolo Gobbo della Lega e Simonetta Rubinato del Partito Democratico per parlare di autonomia. Adesso previsioni del tempo, da Veneziano è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sole e gran caldo nella giornata di venerdì 21 giugno. L'anticiclone africano infuoca le nostre regioni. Sul Veneto sarà ovunque soleggiato e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi, dove non si escludono anche degli acquazzoni a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 32 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori al mattino e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio però sarà possibile qualche occasionale temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime intorno ai 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.